È grave, ricoverato a Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita il bimbo di 5 anni centrato alla testa da uno scooter condotto da un minorenne in fase di sorpasso, mentre con la giovane mamma stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali per andare al centro estivo. Il fatto a ridosso delle 8 del mattino a Mellaredo di Pianiga, accanto alla chiesa San Giovanni Battista, in centro paese, e di fronte appunto alla scuola per l'infanzia Sant'Antonio, come spiega il vice sindaco. Un furgoncino che era nelle immediate vicinanze dell'attraversamento si è fermato, così come altre macchine dietro. Purtroppo uno scooter, un ciclomotore guidato da un ragazzo, un minorenne, ha superato sulla sinistra tutta una serie di macchine e ha incidentalmente toccato il bambino che era mezzo passo più avanti della mamma, toccandolo alla testa. Si tratta del secondo incidente ad una settimana esatta da quello fotocopia, conclusosi in tragedia, in cui a soli 2 chilometri da qui, a Santa Maria di Sala, lo scorso 20 agosto perse la vita il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali da un'auto, sempre in fase di sorpasso. Vladislav Malamen era un profugo ucraino scappato dalla guerra. Quel giorno stava seguendo la mamma, che era in sella alla sua bicicletta, con le borse della spesa, stavano rincasando nella ex Canonica, dove vivevano insieme ad altre famiglie ucraine, quando l'auto, condotta da un 25enne, ha centrato in pieno il bimbo, sbalzandolo per una trentina di metri. Per lui la corsa in ospedale nel soccorso, ma il suo piccolo cuore è spirato in ospedale a Padova a poche ore dall'incidente. Un dramma trasformato in generosità con la famiglia che dopo le esequie ha donato gli organi del piccolo e che con l'incidente delle scorse ore pone una riflessione obbligatoria di come rendere sicuri gli attraversamenti lungo le strisce a tutela dei più fragili, i pedoni. Ora, in via Rivale, a Mellaredo di Peniga, dove nelle scorse ore è stato investito il bimbo, il limite orario è di 50 km orari e si sta pensando di poterlo ridurre a 30 km orari. Può anche essere una soluzione abbassare il limite a 30, secondo me il male lo fai lo stesso, quindi ci vogliono più forse barriere fisiche in maniera che ci sia proprio molta più attenzione per l'attraversamento pedonale, perché oggi vediamo che comunque la guida, il cellulare, la distrazione è all'ordine del giorno.